Autonomie delle regioni, c'è condivisione tra Lega con il presidente Fedriga che rilancia su nuove competenze, PD spingono anche i consiglieri del patto, il Friuli Venezia Giulia deve avere un ruolo di primo piano. Dopo l'allarme del Nursin, anche l'ordine degli infermieri denuncia la serie di dimissioni di operatori del 118 provati dal Covid. In regione opposizione all'attacco, codice rosso per la sanità pordenonese. Interrogatorio questa mattina per il dirigente della questura di Udine Giovanni Belmonte ai domiciliari per prostituzione minorile illegale Stefano Comand ha chiesto la revoca dell'arresto. Una donna in auto ubriaca con a bordo la figlia minorenne non si è fermata all'AL della polizia locale fuggendo a folle velocità per le strade di Pordenone, bloccata, indagata per guida in stato d'ebbrezza. Sono sempre numerosi gli incontri ravvicinati tra uomo e lupo in regione. L'ultimo avvistamento a Villa Santina, parla l'esperto, nessun allarme anche se si avvicinano alle città. Va però rivista la legge che tutela la specie. Buonasera e ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Dopo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella si riaccende il dibattito sulle autonomie regionali e sul tema c'è condivisione di intenti tra Lega con il Presidente Fedriga che rilancia su nuove competenze e il PD. Patto per l'autonomia spinge perché il Friuli Venezia Giulia abbia un ruolo di primo piano. Il tema di una maggiore autonomia per le regioni, rilanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato accolto con entusiasmo da Luca Zaia, Presidente del Veneto, e dallo stesso Fedriga. Stiamo chiedendo ovviamente altri punti importanti, tra cui quelli più di dettaglio come i beni demaniali, ma pensiamo anche alle competenze che chiediamo sull'ufficio scolastico regionale. Un altro passaggio importante sarà quello che presenteremo a breve, ovvero la norma di attuazione affinché le province possano tornare ad essere elettive, quindi fare finalmente dall'EDR un ente che possa essere rappresentativo della volontà degli elettori. E oltretutto, come Presidente della Conferenza delle Regioni, stiamo lavorando insieme al Ministro per gli Affari Regionali per portare la norma quadro sull'autonomia, perché pensiamo che la valorizzazione dell'autonomia di tutte le regioni, anche quelle ordinarie, aiuti anche il Friuli Venezia Giulia. Ma il concetto di autonomia non dispiace neanche alle opposizioni. Ben venga la richiesta di un percorso che arriva, e lo ha riconosciuto lo stesso Zaia dalle parole del Presidente Mattarella, che non ha più quegli crismi e quelle provocazioni di secessionismo che la Lega aveva fatto proprio negli anni scorsi e che invece riparte da una vera volontà di maggiore autonomia delle regioni, di maggiore capacità e competenza di esercitare tutte quelle competenze che si possono fare più vicine al cittadino. Friuli Venezia Giulia è una regione con uno statuto speciale e devo dire che dispiace che a rilanciare questo tema anche a livello di dibattito italiano sia il Presidente invece di una regione ordinaria come il Veneto, quando invece Friuli Venezia Giulia dovrebbe essere fra quei territori che rilanciano questo dibattito prima di altri. L'impressione è che rischiamo di andare a rimorchio e di non esercitare fino in fondo una specialità che invece per noi è determinante, soprattutto per raccogliere le sfide di questi tempi che sono davvero complicate. Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio di garanzia del dirigente della questura di Udine Giovanni Belmonte, accusato del reato di prostituzione minorile. Il suo legale, Stefano Comand, ha ottenuto gli atti dell'indagine già inoltrato istanza di riesame. Ha risposto alle domande del procuratore Michele Martorelli Giovanni Belmonte, il dirigente della questura di Udine, negli arresti domiciliari da martedì scorso per l'ipotesi di reato di prostituzione minorile. All'interrogatorio di garanzia Belmonte ha espresso la sua versione della vicenda rispondendo alle domande del procuratore, mentre il suo legale Stefano Comand ha chiesto e ottenuto gli atti dell'indagine. Il tutto sarebbe cominciato nel 2018, quando Belmonte avrebbe contattato e contrattato una prestazione sessuale con una ragazza minorenne dietro pagamento. A seguito dell'arresto compiuto dai suoi colleghi, Belmonte è anche stato sospeso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Comand ha già inoltrato istanza di riesame per gli arresti domiciliari che sarà valutata nei prossimi giorni. Poi la giustizia farà il suo corso in un modo o nell'altro.
Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi nell'azienda LAPM in zona industriale a Cecchini di Pasiano. Un operaio di una ditta esterna che stava svolgendo alcuni lavori su un basamento di un macchinario, dopo essere stato sollevato con un muletto da un collega a quasi 2 metri d'altezza, ha perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo la testa. Immediati soccorsi con l'arrivo del 118 dell'elicottero sanitario. L'uomo ha riportato un trauma cranico, una ferita lacero contusa al capo e lamentava dolore a un fianco. In via precauzionale è stato trasportato in ospedale a Udine. Le sue condizioni non appaiono critiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pratta, gli ispettori dello Spisal per i rilievi e l'accertamento di eventuali responsabilità. Concluse le indagini preliminari sui furti in serie commessi ai danni dei punti vendita H&M. La Procura di Pordenone ha indagato 9 cittadini albanesi ritenuti responsabili delle razzie. Sono 9 gli indagati, 5 donne e 4 uomini, tutti cittadini albanesi, ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni della catena di abbigliamento H&M nel nord-est e non solo. Ai 9 vengono contestati ben 36 furti commessi su tutto il territorio nazionale. La Procura di Pordenone ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari coordinate dal procuratore capo Raffaele Tito e affidate dallo scorso settembre alla squadra mobile della Questura di Pordenone dopo la denuncia per un furto al negozio del centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto. La banda effettuava dei veri raid sul territorio italiano nei quali razziava i negozi e portava la merce del valore di diverse migliaia di euro in Albania, dove veniva rivenduta in alcuni punti vendita H&M di Tirana, Durazzo e Valona attraverso la moglie di un componente della banda che li gestiva. Per questo i 2 coniugi, ritenuti i capi dell'organizzazione, sono stati indagati anche per l'ipotesi di reato di autoriciclaggio in concorso. La tecnica utilizzata dai malfattori nei furti in Italia è risultata essere sempre la stessa. Le donne facevano ingresso all'interno dei negozi e dopo aver sfilato i capi d'abbigliamento dalle grucce li occultavano tra gli scaffali. Quindi gli uomini entravano nel punto vendita e nascondevano i capi all'interno di carrelli della spesa precedentemente muniti con appositi dispositivi antitaccheggio. Un altro di loro faceva da palo. Nell'ambito dell'indagine, lo scorso 16 dicembre, 5 componenti del sodalizio, 3 uomini e 2 donne, erano stati sorpresi a rubare all'interno del centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro. Erano stati arrestati e portati in carcere, misura confermata dal GIP di Pordenone e ribadita dal Tribunale del riesame di Trieste, che a gennaio aveva rigettato il ricorso di 2 degli arrestati. Non si è fermata all'ALT della polizia locale fuggendo a folle velocità per le strade di Pordenone con a bordo la figlia minorenne. Nei guai è finita una donna risultata poi positiva all'alcol test. Un folle inseguimento attraverso le vie di Pordenone ha visto protagonista una donna alla guida di una Fiat Punto fermata da una pattuglia della polizia locale di Pordenone Cordenons. Il fatto è successo nei giorni scorsi quando gli agenti hanno notato un'auto ferma in via Santa Caterina in mezzo alla carreggiata. I vigili hanno pensato a un malore, si sono avvicinati ma hanno trovato al posto di guida una donna con accanto una bambina, risultata poi la figlia e altre 2 persone. Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti, la donna è partita a tutta velocità attraversando il centro cittadino inseguita dalla polizia locale. Durante l'inseguimento l'automobilista che guidava a zig-zag ha più volte abbassato il finestrino insultando i vigili. Gli agenti della municipale sono riusciti ad evitare incidenti e a dirigere la vettura verso piazzetta Costantini fermandola in sicurezza. La conducente, in preda a una crisi d'ira, è stata sottoposta alla prova dell'alcol test risultando avere un tasso 2,5 volte superiore al minimo consentito. Sul posto sono intervenute altre 2 pattuglie della polizia locale, mentre la bambina è stata allontanata dai vigili che l'hanno portata in un vicino locale offrendole un dolce. La donna, a cui è stata ritirata la patente, è stata indagata per guida in stato d'ebbrezza e sanzionata per non essersi fermata all'ALT della polizia locale. Il vice sindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, si è congratulato con gli agenti per il lavoro svolto. Esattamente un anno fa l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, veniva ucciso in un agguato. Insieme a lui, oltre all'autista, rimaneva ucciso anche il carabiniere Vittorio Iacovacci in servizio al 13° Reggimento di Gorizia. Nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini preliminari sull'accaduto. Furono uccisi per 50.000 euro Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustafa Milambo, l'ambasciatore italiano in Congo, il carabiniere di scorta e l'autista locale. I 3 furono fermati esattamente un anno fa da un gruppo di banditi che chiesero quella cifra per lasciarli passare. Ma quando fu chiaro che quei soldi non c'erano, l'estorsione si tramutò in un tentativo di rapimento e poi in omicidio. Nel corso della sparatoria che avrebbe portato alla morte dei 3, Iacovacci, assegnato alla scorta dell'ambasciatore in servizio al 13° Reggimento dei Carabinieri di Gorizia, fece scudo con il proprio corpo ad Attanasio. Per questo è stato insignito della medaglia d'oro al valor militare.
A pochi giorni dall'anniversario della morte, la Procura di Roma ha chiuso le indagini, accusando 2 persone di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazione della missione di Attanasio, che era aggregato ad un convoglio del Programma Alimentare Mondiale diretto al Parco del Virunga. L'anniversario della scomparsa dei 2 è stato celebrato anche dal presidente della regione Massimiliano Federica. Un pensiero commosso per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, ha scritto sui social, caduto un anno fa in un brutale attentato a Goma in Congo, mentre operavano per un mondo migliore. Onore alla loro memoria. Dopo l'allarme del Nursind, anche l'Ordine degli Infermieri di Pordenone denuncia la serie di dimissioni di operatori del 118 provati dal Covid, chiedendo di risposte all'azienda sanitaria, e si scatena anche la battaglia politica con le opposizioni che attaccano la Regione per la gestione della sanità del Friuli Occidentale. Il fuggi dal pronto soccorso di Pordenone da parte di infermieri provati dal punto di vista fisico e psicologico dalla pandemia allarma la sanità del Friuli Occidentale. Dopo la presa di posizione del Nursin, anche l'Ordine delle Professioni Infermieristiche esprime tutta la sua preoccupazione per il 118 e non solo. Gente che va via dopo aver fatto un percorso importante, questo è drammatico, non solo in una condizione già di criticità di personale che ci manca, ma perdere anche degli specialisti diventa veramente qualcosa di inaccettabile. La coordinatrice del pronto soccorso ha abbandonato, ha lasciato, si è dimessa da un giorno all'altro. Questo è un segnale chiaro di come effettivamente la gente non ce la fa più a lavorare in questi punti che sono, io li identifico come quelli di primo approccio, quindi l'immagine ospedale dell'azienda è il pronto soccorso, il 118. Tanti stanno addirittura non solo cambiando azienda, o piuttosto andando a lavorare col privato, ma proprio cambiando completamente lavoro. Vuol dire che alla fine sono stufi di quello che sta capitando, di questi 2 anni di pandemia in cui non abbiamo visto nessun tipo di risposta organizzativa, e chi ne paga le conseguenze come sempre il cittadino, che purtroppo non sempre si ritrova dall'altra parte ad avere una risposta adeguata, e certo non per colpa del personale che sicuramente dà di tutto e di più. Ma la fuga in ASFO non riguarda solo gli infermieri. Anche altre professioni che mi risultano, vedi i medici, ma anche altri professionisti stanno abbandonando l'azienda sanitaria, tanti medici stanno andando verso altri lidi più appetitosi dove effettivamente poi trovano anche maggior riscontro. Il caso diventa anche politico, con le opposizioni, cittadini PD e 5 Stelle che attaccano la Regione per le attuali condizioni della sanità nell'addestratagliamento. Per il Dem Nicola Conficoni il tutto è figlio della gestione di ASFO, che a differenza di altre aziende sanitarie regionali non ha investito sul personale, riducendo anzi i dipendenti rispetto al 2019. Andiamo a vedere i dati della pandemia, dove tornano a salire di una unità il numero dei ricoverati nelle terapie intensive Covid. Dunque sono 18, rimane alto il numero di decessi, 9, ma c'è un calo rispetto ai giorni scorsi. Sono 1089 nuovi casi positivi riscontrati in Friuli Venezia Giulia su 17.907 tamponi effettuati. Continua a scendere anche il numero di pazienti positivi nei reparti di area medica, sono 301, 22 meno rispetto a ieri, un numero inferiore 300 si è visto nella giornata del 2 gennaio. Calano anche le persone in isolamento domiciliare, sono 22.632. A 2 anni dall'inizio della pandemia le case di riposo stanno pian piano tornando alla normalità, con casi di contagio fortemente limitati, la riapertura delle visite dei parenti e il pensiero di riproporre i soggiorni estivi per gli ospiti. Tuttavia preoccupano i rincari dell'energia che mettono in ginocchio i conti. Nelle case di riposo torna una sorta di normalità, contagi in calo e visite dei parenti riaperte, una situazione globale in netto miglioramento per gli anziani anche dal punto di vista psicologico. Ormai abbiamo contagi occasionali, sporadici, il vaccino tiene benissimo per quanto riguarda gli anziani, abbiamo ancora qualche operatore che si positivizza ma non riesce a passare nei reparti con gli anziani, quindi la situazione è molto più tranquilla rispetto a un anno fa e rispetto a qualche mese fa. E come ha Umberto I stiamo organizzando il soggiorno marino, quindi noi quest'anno andremo al mare perché vogliamo dare anche simbolicamente l'idea di una riapertura totale rispetto a quella era la normalità di tempo fa. Insomma. E se sul fronte del personale infermieristico la situazione migliora, anche le strutture per anziani devono fare i conti con i pesanti rincari dell'energia. Siamo molto preoccupati. Allora abbiamo il rialzo dei costi impressionanti, quasi speculativo possiamo dire, per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici, l'efficientamento energetico. Abbiamo un rialzo incredibile, quasi triplicato, quadruplicato delle bollette per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, e abbiamo la scopertura di molti posti letto
ripeto, oltre ai costi Covid. Quindi i bilanci delle aziende che gestiscono case di riposo in questo momento sono in grave difficoltà. A Pordenone resta aperto il nodo della RSA cittadina, ospitata a Casa Serena, ma chiusa da mesi. Mi pare che in questo momento, giustamente, l'azienda sanitaria voglia valutare altre logistiche, altre situazioni per aumentare in particolar modo i posti letto, perché qui erano soltanto 18 posti letto. Chiaramente la città ha bisogno di più posti letto, quindi l'azienda sanitaria in questo momento sta sondando il territorio per capire se vi sono altre possibilità. Noi rimaniamo sempre disponibili, abbiamo sempre fatto la nostra parte, se ci fosse bisogno dei nostri 18-16 posti letto siamo qui. La cancellazione di matrimoni e eventi hanno inciso in modo particolare per i fotografi che lamentano ancora difficoltà dopo 2 anni di pandemia. Il lavoro per il settore è ridimensionato soprattutto per le capienze ridotte durante le celebrazioni. In diversi casi si rinuncia al fotografo per avere un invitato in più. Il Covid ha colpito duramente anche i fotografi professionisti. La cancellazione di matrimoni e eventi hanno inciso in modo importante soprattutto su quei fotografi che proprio in questi settori avevano la fonte principale del proprio business. Ed ora, nel post-pandemia, il lavoro per i fotografi è completamente cambiato. Perché mentre prima i matrimoni erano di prassi dei matrimoni da 80-100 persone, adesso sempre più spesso i matrimoni diventano qualcosa di più intimo, anche di 30-40 persone. Stiamo ancora aspettando di fare alcuni matrimoni in programma dal 2020. Quindi i matrimoni ci sono adesso, comunioni, cerimonie, c'è la richiesta o appunto il fotografo è quello magari messo in secondo piano? Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che ad esempio sulle comunioni, mentre prima noi lavoravamo molto, adesso siamo un po' più fermi perché ci sono proprio dei problemi di capienze. Ad esempio adesso le comunioni permettono 5 ospiti per ogni bambino e in quei 5 ospiti è considerato anche il fotografo, quindi molto spesso succede che i genitori preferiscano non avere il fotografo e avere un ospite in più. E così come le celebrazioni civili, che diventano un problema abbastanza importante perché le sale comunali hanno delle capienze ridottissime. Vi faccio un esempio su Udine: la sala della loggia sopra la loggia del Lionello attualmente ha una capienza di 25 persone, compresi gli operatori. Questo è veramente molto molto complicato da gestire. A Udine sono almeno 500, secondo una prima stima, le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia che non riescono a fronteggiare i costi del canone di locazione. Il Comune intende aiutarle pagando per loro 3 mesi di affitto. Contributi straordinari per pagare l'affitto alle famiglie in difficoltà. Il provvedimento assunto dal Comune di Udine è destinato a quanti non riescono a fronteggiare i costi del canone di locazione perché penalizzati dalla pandemia. Secondo una prima stima, le famiglie udinesi interessate sarebbero circa 500. In particolare le famiglie che hanno avuto un calo del reddito almeno del 20% nel 20 rispetto al 19 e almeno del 25% nel 21 rispetto al 20. La Giunta ha deciso innanzitutto una cosa molto giusta ed equa: a differenza di altre amministrazioni verranno conferiti i sostegni economici in base alla effettiva necessità, ovvero verranno premiate innanzitutto e sostenute le famiglie meno abbienti e abbiamo deciso di abolire assolutamente il click day, che è una cosa che secondo noi è assolutamente molto giusta. Quindi non chi prima arriva meglio alloggia, ma in base a chi ha più bisogno verrà corrisposta una cifra che corrisponde a circa 3 mensilità per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 35.000 euro e secondo il criterio di bisogno, quindi dal più basso verso l'alto. Lo stato di emergenza sanitaria e le strettezze economiche dei consumatori si ripercuotono anche sui mercati rionali. Sentiamo le testimonianze raccolte questa mattina a Buia. Il mercato rionale, che cerca a fatica di reggere la concorrenza dei centri commerciali e degli acquisti online e che deve ancora fare i conti con la pandemia. Siamo andati al mercato di Buia a sentire le opinioni dei commercianti che lamentano un basso flusso di clientela e confidano nella fine dello stato di emergenza per tornare a vedere la luce in fondo al tunnel. Il mercato vuoto oggi non c'è niente, quasi zero. Come mai? Per il corona gente paura per andare in mercato, non so. Gira poca gente nonostante la bella giornata come stamattina, ma c'è poca frequenza, insomma. Qual è il motivo secondo lei? Secondo me anche economicamente, perché c'è tanta gente che non lavora. Noi siamo oltre 32 anni che siamo qua il martedì. Siete riusciti a resistere, quindi anche a mantenere i prezzi abbastanza stabili? Adesso qualcosina è cambiato, come tutti sappiamo, che è inciso
prima di tutto i carburanti e dopo questione elettrica e quelle cose lì. Un po' la gente ha paura, un po' è refrattaria nel venire fuori, quindi abbiamo delle difficoltà oggettive, non solo a Buia, diciamo in tutti i mercati dove noi operiamo, notiamo questa cosa. Speriamo che con questo Green Pass, che forse lo toglieranno a breve, la cosa magari migliorerà. Di solito hanno buone offerte, quindi bisogna conoscere un pochino i commercianti, ma penso che convenga ancora venire a fare un giro ogni tanto qui al mercato. C'è sempre il vantaggio di poter toccare la merce con mano. Qualità, ma anche prezzi abbordabili. Sì, diciamo di sì, più o meno sono un po' così dappertutto. È un punto di riferimento, una tradizione, si trova anche prodotti freschi a prezzo accettabile, e quindi però è un peccato che questi mercati un po' alla volta stiano un po' così, si stiano riducendo sempre più, ecco. L'inflazione accelera in tutta Italia e corre a Trieste, il capoluogo giuliano, e dopo Bolzano insieme a Trento la città italiana che registra il maggiore incremento dei prezzi. A gennaio, fa sapere l'Istat, l'inflazione accelera in tutto il paese, soprattutto nelle isole a nord-est. Qui in particolare è passata dal più 4% di dicembre al 5,4% di gennaio. Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome, nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150.000 abitanti, l'inflazione più elevata si osserva a Bolzano, più 6,2%, Trento e Trieste più 5,9% per entrambe, mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Milano più 3,9% e Torino più 3,8%. Nel mese di gennaio la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività del comune di Trieste ha registrato un più 1,6% rispetto al mese precedente e 5,9% su un anno rispetto cioè a gennaio 2021. Il maggiore incremento si registra alla voce abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili e prodotti alimentari e bevande analcoliche. Per quanto riguarda Udine, invece, nel mese di gennaio 2022 i prezzi al consumo hanno registrato più 1,5% rispetto a dicembre 2021 e 5% su un anno rispetto cioè a gennaio 2021. Anche nel capoluogo friulano il maggiore incremento si registra alla voce abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili, prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il Consiglio regionale oggi ha celebrato la giornata del ricordo in memoria delle vittime degli eccidi dei Titini e poi ha approvato 2 norme con la creazione di Friuli Venezia Giulia Plus, risorse aggiuntive per occupazione e sviluppo. Si chiama FVG Plus della nuova SPA in-house della regione che avrà la maggioranza delle quote e con Friulia che potrà partecipare al massimo al 20% e avrà come focus quello di gestire agevolazioni e contributi di fondi che siano pubblici. Sarà operativa per cittadini e imprese. Il Consiglio regionale ha approvato oggi la norma che istituisce la nuova realtà. Passiamo da una realtà che comunque ha una sua storia come Mediocredito, ma che si è evoluta nel corso del tempo attraverso anche la partecipazione di soggetti privati. In questo momento torniamo ad una società in-house con un controllo diretto della regione, quindi ci sarà la possibilità di agire in modo più efficace e più diretto nella gestione delle politiche regionali. Durissimo il commento del PD che ha bocciato la legge non essendo sufficientemente dettagliata. I cittadini parlano di una brutta copia di Mediocredito. Si sono invece astenuti Patto per l'Autonomia e Movimento 5 Stelle. Sicuramente un passaggio che può essere importante per le nostre imprese qualora ovviamente con la funzione che era stata delegata a Mediocredito e FVG rimanga all'interno della nostra regione. Ci sono ancora molti punti interrogativi. L'Aula in mattinata ha approvato anche la norma sviluppo che porta da 20 a 50 milioni tramite fondi FESR dell'impegno sulle realtà produttive che investono su sviluppo e occupazione nel programma operativo regionale. Gli assessori regionali Barbara Zilli e Sergio Emilio Bini hanno espresso soddisfazione per entrambe le norme approvate dall'Aula e proposte dalla Giunta. La palestra della Scuola Mazzini di via Bariglaria a Udine si rifà il look grazie ai fondi specifici previsti dal PNRR. A Udine la seconda rata della Tari si potrà pagare entro il 28 aprile. Il termine ultimo è slittato in conseguenza di quanto accaduto nei mesi scorsi con il mancato recapito delle cartelle ai contribuenti. Con questa nota di servizio si è aperta la conferenza stampa indetta ogni martedì dalla Giunta Comunale per illustrare le ultime decisioni assunte che questa settimana riguardano tra l'altro la sistemazione rivisitata della palestra della Scuola Mazzini di via Bariglaria. Abbiamo rivisto con un raddoppio del fotovoltaico, con un isolamento maggiore,
le 2 pompe di calore, l'aumento del fotovoltaico, l'involucro della palestra che avrà la possibilità di poter essere autonomo in tutti i sensi. E quest'anno il Comune ripropone il premio Giovani di Pre-Gio nelle 3 sezioni scuola, sport e volontariato, con l'obiettivo di valorizzare il merito e di mettere al centro dell'attenzione pubblica storie positive di forte impegno personale o collettivo, i cui protagonisti sono i giovani. Premiamo i primi 3 di ogni sezione, abbiamo un montepremi di 6.000 euro, quindi una buona cifra, il primo riceverà 800 euro. Sarà una commissione che giudicherà questi giovani, i quali ci segnaleranno in pratica se hanno questi requisiti, e il Comune premia in pratica chi si è distinto in questi settori. Arrestato a Trieste un 46enne italiano specializzato in scippi e furti con strappo. Si tratta di un uomo appunto di 46 anni preso a seguito di un colpo tentato il 17 febbraio ai danni di un'anziana signora mentre era in sella a un ciclomotore. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre tentava di disfarsi di una borsetta strappata poco prima ai danni della donna in via Burton. Dopo la fuga è stato intercettato dalla squadra mobile con il portafoglio e documenti della vittima. Negli uffici della questura il responsabile ha poi ammesso ulteriori furti con strappo commessi tra dicembre e febbraio, è stato tratto in arresto. Sono sempre più numerosi gli incontri ravvicinati tra uomo e lupo in Friuli Venezia Giulia, testimonianza della sempre maggiore diffusione della specie passata in soli 9 anni da un paio di esemplari a almeno 20 divisi in 3-5 branchi. Questa mattina è stato filmato per la 4ª volta in una settimana un lupo sulle prealpi tolmezzine. Il video inviatoci dal nostro telespettatori mostra un probabile lupo dirigersi verso la vegetazione dopo essersi dissettato nelle acque del tagliamento. L'incontro è avvenuto a Col di Zucca, a pochi metri di distanza dalla chiesetta della Madonna di Villa Santina. L'esemplare potrebbe essere lo stesso segnalato la mattina del 17 febbraio, quando un lupo fu avvistato fra i boschi innevati della zona industriale dello stesso comune carnico. Nell'ultima settimana altre segnalazioni sono giunte anche dal Friuli Collinare e dalla Pedemontana. Un secondo esemplare è stato visto e filmato a San Daniele del Friuli, a ridosso del salumificio Negroni. Un terzo invece è stato investito mortalmente a Ospedaletto di Gemona. E il sempre maggior numero di avvistamenti conferma l'espansione dei lupi nella nostra regione, ma come ci riferisce un esperto, la sua presenza non deve allarmare né spaventare. Il lupo in Italia non è più in pericolo d'estinzione, tanto da non costituire quasi più una rarità naturalistica nemmeno in Friuli Venezia Giulia. Lungo la penisola sono stimati ben 2000 esemplari, anche se il dato esatto sarà rivelato a breve dal nuovo monitoraggio ISPRA. Con gli avvistamenti sempre più frequenti in regione aleggia di pari passo anche un ingiustificato allarme sociale tra allevatori e cittadini. La presenza del lupo a ridosso dei centri urbani e nelle pianure circostanti come Bologna, Parma, Firenze e Trieste alimenta infatti timori atavici mai sopiti. L'attrazione dei lupi per le pianure coltivate e i centri abitati, spiega Luca Lapini, zoologo del Museo di Storia Naturale di Udine, si deve alla grande quantità di alimenti disponibili, compresi anche i pasti per le colonie feline. Tuttavia le interferenze dirette con la popolazione umana sono rarissime e non hanno mai creato rischi reali. La specie è in fase di recupero con numeri complessivi sempre più elevati, precisa l'esperto. Proprio sulla base delle nuove rilevazioni, aggiunge Lapini, andrebbe però aggiornata la legge italiana varata nel 1971, quando i lupi nel paese erano quasi un miraggio. Secondo lo zoologo, la normativa andrebbe modificata seguendo le indicazioni comunitarie più evolute in quanto prevedono un controllo sulle situazioni più problematiche. Si tratta di un problema di civiltà, puntualizza Lapini. Bisogna trovare il modo di convivere coi lupi superando tutti gli steccati ideologici che hanno già prodotto molti danni, evitando imboscate e conflitti strumentali fra ambientalisti, cacciatori e allevatori. Ove necessario, infatti, a oggi è solamente possibile prevenire situazioni di conflitto con la zootecnia, facendo ricorso agli indennizzi o alle sole tecniche di dissuasione e prevenzione. Siamo in chiusura, ma rimanete su Telefriuli per tutte le notizie sportive. C'è Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata.